Benvenuti a Vabriguccia. Oggi abbiamo da Bassatorno una bella stonda. Scopriremo un animale appena strano e bella sicura. Per accompagnarmi, sento un nostro garo Ancalaro che oggi... Dimmi appena, sì, non è mica questo mio martello, sono 3 ore gucciare con lo drobio. Oh, ma che Bancalaro sì, si sgalabado. Una riga da sapere taloghi da trazzi. I da trazzi, beh, giusto appunto, ne parleremo ma per un momento. E ora d'abre è volta di nostra Vabriguccia. Dune boghi da trazzi ci ne sarà di noi bisogno per un nostro telo di lavori manuali. Anderemo di nuovo a scucina con Leandro. Canta con il nostro garo Carandria. Prima di imparare a canzone a New York, con Santo e con Jean-Paul, bella sicura. Eccoci qui al nostro telo e canto Salute Jean-Paul. Salute Vansina. Come va? Vabbè. Allora, che hai scelto oggi come canzone? Allora, oggi abbiamo una canzone di Canta Popolo Corso che si chiama Biaggi. Biaggi, allora qui oggi è Biaggi a Vabriguccia. Partiamo un viaggio. A me mi piace, sai, i Biaggi mi piacciono assai e poi cantiamo. Allora, viaggiamo appena. Da scoprevanti simonati come la geli veneti chi si lasciano i detteti quando la vane l'invernata quando la vane l'invernata siamo sempre a valigie fatte, siamo sempre a mezz'ale mosse, poco ci impremono le scuse e poco di noi le disfatte, e poco di noi le disfatte. Siamo di quelli di partenza, siamo di quelli di voltata, così riomba la brecciata, così riomba la speranza. Magnifica sta canzone, l'autore ci fa appena un paragone tra l'uomo e la geli che partono in viaggio. È vero che siamo sempre in cerca di viaggiare, di scoperta. Tu sei sempre a valigie fatte, E io sono sempre in traccia di fare una valigia e di parte in carchi lugber per andare a Vabriguccia, mi tocca da fare la valigia. Allora, chi può lavorare? Cominciamo già per il ritmo. Allez, piamo il ritmo. Oh, sento, l'hai trovato, martello? Era in fondo da scatola, e per questo che non lo trovo mica. Ma chi è questa scatola? Beh, diamo scatola, non metto i mattrazzi per lavorare, non voglio mica come metti in stacca quando... Ma dico mica questa, ma sai già che tu puoi restivare di presentare appena i datrazzi, a me mi piacerebbe scoprirli. È vero? Yeah. Allora, volentieri. Allora, Allora, chi scatolona? allora, dai, qui per esempio, c'è un tagliolo. E qui serve a tagliare i capelli. Con questi taglio capo mica i Ma, capelli. mi va. No, A cosa qui serve? è per tagliare un legno quando non è mica paro. D'accordo. Eh, Allora, continuiamo. Qui mi piace, magnifico questo attrazzo, chi è? un mazzolo. Ah. Qui c'è un martello di legno a due teste. E la dobrano l'integgiadori, quelli che stringono le volte. L'integgiatore, cosa è? Beh, un taglio che mette degli in antaudetto. Ah, giù capito. Dai. Qui, chi c'è? C'è a carta, Pedro. Ah, e qui serve a pulisce i vetri. Oh, tutti sbrogli meglio cantando. che ne so io? Comunque, allisci, per esempio, tutto il legno per tingerlo. Dai, pigliamo caso. Sta porta. Yeah? L'ha già fatta a carta Pedro. Yeah? E dopo l'ha già tinta feglia come la luce. Dunque, vuol dire che quando tu passi a carta vetro, gli dai appena tutti questi piccoli pezzucci di legno e Ecco. così addirittura di liscia. Ecco. Bene che capisco. Tu dici. Allora, sai ciò che mi piace a me oggi? È che tu sei tu a imparare qualcosa.
Quale mi pio? Sono mica consumere, no? Non ho mica detto questo, boh. E vabbè, ti posso dire così. E ma vedi se t'hai ritenuto ciò cagliuetto. E pure di bibe e meudi. Zitta, sei pronta? Pronta. Che c'è? Udaiulu. A chi gioca? A tagliare un legno quando non è mica barro. C'ha chi t'ha in mano. Chi c'è? Un mazzolo. A chi gioca? A un dittaggio per mettere degli non t'ho detto. Que? Chi c'è? Vedi quando tu parli così? Mi pare tutto un generale dell'armata. Vedi a carta Pedro. A chi gioca? Io è a lisciare un legno per tinglielo. Un generale. Ma vedi a te, non t'en pago più nulla, dai. Oh, ma non la via male così, giù per ridere, no, santo, sai come so. Parliamo da straffari, faiamoci un bel doc a te e mu da va o portachiave. Portachiave. Per fare un portachiave ti si ci vuole 2 accioli di filo di guddone di 2 colori, una chiave, ben inteso, une poche di berule e trisore. Taglia un pezzadello di filo. Fallo passare in un fiocco di lacciolo e annodalo da fa una mappacciula lunga. Taglia un'altra misuretta di filo e annodalo in cima di lacciolo, strinto strinto. Si face un no, poi 2. Taglia un filo da paranino. Caccia lacciolo da un pezzo di carta che ridane. Metti 2 berule in cima di amappacciola e fa un nodo. Da quelle un scappino e berule, beh. Fa passare un filo in un duvone di a chiave e annoda. Apparina coi trisore. Fa un'altra mappacciola con lacciolo di colore sfarente. Si mette un filo in cima, s'apparineggia, dopo si mette una berula. Annoda sta mappacciola di stesso modo a chiave. Ale, ora tocca a te. Allora, Jean-Paul, a te ti piace di viaggiare? Sicuro. Quale suo viaggio che ti è piaciuto di più? Va bene. L'Irlanda. A me nessuno mi domanda se mi piacciono i viaggi. Lui, no? Dove eri? Trecce di lavorare. Ale, in tracce di lavoro. Beh, noi cantavamo, vedi? Bastia. Come? Ma lo viaggio per me è Bastia. E chi ti piace Bastia? È tutto. Tutto? Tutto in Bastia mi piace. Uso mercato, uso vecchio porto, Terranova, uso piazza San Nicolò quando va con Breccetta che va alle zidelle. Ah, ecco ciò che gli piace a Santo. Viaggia con le idee. Ti palesi solo. Ah. Allora, sai che abbiamo cominciato a lavorare con questa canzone che si chiama Viaggi? Di cantare un po' lo corso. Yeah. Allora, continuiamo con la strastrofa, come Elisabetta Viaggi. Come Elisabetta viaggi. Allez, andiamo. Siete Fatemi buoni. sentire. Come Elisabetta Viaggi. La violi dreni e li uattelli e di strade ritornelli con 100.000 paesaggi. Con 100.000 paesaggi e poi li cavalli di Ea, i più meravigliosi sogni, i più primorosi bisogni, a nostra più bella epopea. A nostra più bella epopea
poi non si dice che proprio di fare una pausa. E tanto trovo non trubazionato di ganto, sapete che ne conosce quanto di canzone. Carlandria e uso abu che ci regala torna oggi una canzone e poi di noi così ti abiti sempre mandateci pure una canzone e poi forse chi potrebbe partecipare anche voi a nostra fabricuccia ma ora tocca a te Carlandria. All'altro mondo lo tempo è lungo ci sta l'eternità m'ha pigliato a tamponato di me che nava oh para mamma oh paraiso è grande come te ma so ti chiamo all'improvviso t'arricomandi a me Santa Maria, a tu somiglia, non mi lascia più. E mi contanto e mi ramanto come se l'era tu. Ti mando un fiore, l'uso colore, uscirai tu. Prato di un murato, quello che facevo più. Se fossi io fra le più belle, uguiere per te. Ma so che in cielo e i tuoi capelli sono lontano da me. Ma Italia Gesù Cristo, chissà quale tu sei. E mi contanto e mi ramanto e me un po' su di. Un pigliador, l'urto violo, culangiuli sta bene. Ciò che voglio, ma gustorio, alza prima gamma. Qui la ravina come puntine, cose senza piantare. Ore tranquille, a mille e mille, senza calamità. All'altro mondo canto un colombo e paurone ha. Per cacciadore c'è un signore, ma non ce ne va. Così oggi ora di farci una piccola pausa e andare a scoprire un animale appena particolare. Odide, i pangolini sono l'animale più interessante che noi possiamo trovare. Il corpo è coperto a scaglie e la sua lingua è più lunga che il suo corpo. Le scaglie sono fatte di gradine come i nostri capelli o unghie. Li piace a mangiare formicole e possiamo chiamare i mangiatori di formicole. Le sue zampe di davanti sono potenti per scavare, ma mica così a galabade per viaggiare. Quando cercano i nidi di formicole, viaggiano non le sue zampe di dietro. E quando trovano un nido, cominciano a scavare da giappa le formicole con le sue lingue appiccicate. Li piace a battere in giro ai formicolati, in due c'è roba da mangiare a buzzefo. Li garbano a giocare in da polvere e a vanga di noi. Nimo li buoni barà quando si agisce di imbruttati. Santo, continuiamo a scoprire da trazzi. Bella sicuro, non è neanche compio.
pochi a scoprire. Allora, chi è, per esempio? Qui è per pulisce la rete. Ah, oh. A socio che lei è un tornaguida. E a chi io? A fare due biscotti alla cioccolata. Ah, oh, Francine, che per sbidare vide, semplicemente. Sì, vabbè, hai già capito. E che non è mica male, no? Ma parlano anche di crocodilo. Allora, qui si chiama un serragatto e io a sigaulegno. D'accordo, faccia paura. Dai, qui è per un detto. Chi è? Di 1 metro per misurare un legno. Ecco, è 1 metro che si piega e quella dobrano solo i calari. Allora o puoi adobrato, per misurare 2 parole quando tu fai un generale. Fino a che baro metto sito. Buono, allora, ora è avere si... Ah no, non hai mica da ricominciare a fare un generale, Zitta, chi sto io comando? Allora, chi è qui? Un tornavida. A chi io? A bidai a sbidai vide. Ciò che sta in mano chi è? Che di Pari un lupo. di un serragatto. Ecco, e a chi io? Assigati a lingua. E qui chi è? Che di 1 metro per misurare. E a chi io? A misurare in generale. Seria, sia seria. Metti un serragatto qui. Allora, coaga che a già compiamo Maria. Ma in tu hai? A compiamo Maria. Oh, ma mi lasciare entrare dopo non a telo. Bella, sicuramente tutto. Vabbè. Bon, io aiutiamo a Leandro per parlare appena di Zoe la Trazzi, che io già dava una bella zosula. Salute, caro Leandro, come va? Bebè, tu? Benissimo, ma sei un bel chef oggi. Che c'hai a... Hai un me scursale e hai un me capello. Ti vedi così bello come un fiore. Ti va bene? Che c'hai approntato di ONU? Sigredo, ti dai di dopo. Ah, allora... Ma qui mi viene in capo una canzone. Ah, yeah? Chi di sta Di canzone? Natale. Come? Per Natale. Ah, cantala se tu vuoi. E io voglio un biscottone, chi sarà talmente a me, sarà carcudo a zeca, e di noce per fabè, sarà carcudo a zeca, e di noce per fabè. Ma che piacere di gente di cantare. Allora, ora passiamo a nostra discorsata. Dunque, so capisco ci hai approntato qualcosa di buono. Un biscotto e spezie. Ci fa ver... così buono che lo bare. Allora, mi puoi a zosula? Sicura. Allora, dimmi, che hai messo dentro? Dunque, Didia, c'ho là un materiale. Ah, C'ho là una forma. una bella forma, yeah. E poi? Dopo 2 guffe. Yeah. 2 orecchie. Ecco. Dopo un battiore. Yeah. Una cucciarina. Mhm. E un bicchiere che misura un liquido. D'accordo. Allora, abbiamo visto il materiale e ora vediamo gli ingredienti. Dunque, in da prima gruppa mettiamo spezie, Yeah. una cucciara e mezzo di zenzero, Mm. una cucciara di cannella, A me mi piace assai la cannella. anche a me, una mezza cucciara di muscata Mm. e 220 grammi di farina. Vabbè. In da seconda gruppa si mette 2 ore. Sans esame, on si stacca mica o d'oro lo è adiarada, San esame. Sans esame, yeah? Dopo 125 grammi di utilizzo. Yeah. O vagistrudi o diru. D'accordo. Dopo 150 grammi di zucchero. Yeah.
dopo c'ho la cetuglia, La geduian, cuie. in cui 250 ml di latte. D'accordo. Dunque, se giugabi due, ci sono due parti sfarente. Una, due tu fai a due bol, verrà due do spesi, a due verina. E di l'altro lato ci metti o do latte e do oe, la gedu. Dunque, misti tutto questo, ma mica insieme. Come si passa? E mica insieme e dopo mischiudui. D'accordo. Allora, è mustazoso là, ma hai visto che ti avevi approntato qualcosa d'altro? Se mi sbaglio. Sono i cookies. Ah, me piane uno in mano. Faccelo vedere. Ah, sì, tu che hai fatto che? Solo. No, in cui mamma. Come mamma? Di mamma che ti impara a fare tutti questi dolciumi? Buono, allora abbiamo visto che come tu preparai su biscotto a spezie, ma non ci hai mica detto quanto tempo ci vogliamo mettere in forno e a quanto gradi. Ce la metto 40 minuti a 180 gradi. Si in traccia di mangiati sto biscotto. Ma non ti vergogni di mangiare sto biscotto davanti a me senza farmelo baspa? No. Allora ti permetto anche di baspa. Awa, quello a spezie. Ti ma appena è buono o mica? Piglialo. E soffice. Oh, l'urutughi. Così buono. Buono. Buonissimo. Mi dai una vetta perché cadiamo in casa a paspalua, sai? A di dango da conto. Grazie mille, Leandro. Ti ringrazio di gore e ti mando un abbraccione. Grazie per questa bella zosola. Spero che l'avete scritta, sta zosola, perché chiawa a buedeva in casa de voi. A bedeci, Leandro. A bere. Grazie. Ti ringrazio. Osidi, io vi propongo awa di cantare la tutta, perché chi l'abbiamo scoperta e awa abbiamo cantato a tempo a queste idee che ci vedono. Siete pronti? Oh, ma siete appena più allegri. Allora, è di canzone che ci porta lì. Si parte in A via. me mi mancano che remme e vi portavo io. Da scoprivanti simonati come la geli veneti chi si lasciano i due tetti quando la vane l'inguernata quando la vane l'inguernata siamo sempre a valigie fatte, siamo sempre a mezzo alle mosse, poco ci impremano e scosse, e poco di noi le disfatte, e poco di noi le disfatte, siamo di quelli di vertenza, siamo di quelli di voltata, così di noi alla brecciata, così riomba la speranza, come li so belli viaggi, la violi dreni e di guatelli e di straoli ritornelli con 100.000 paesaggi, con 100.000 paesaggi e poi li cavalli d'idea i più meravigliosi sogni, i più premurosi bisogni, a nostra più bella epopea, a nostra più bella epopea, siamo di quelli di vertenza, siamo di quelli
che bella canzone! Ma sapete che a nostra Fabriguccia è compia? Non ha di un bisto bassato tempo con voi. Mi sono accampata e spero che poi di noi vi abbracciamo di gore e ci triga tutti di ritrovare per una prossima Fabriguccia. A bene! E a presto!